Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici, per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero. Niente più visite, il caro estinto, il rischio di contagio col via vai di gente è troppo elevato, cancelli chiusi negli 8 cimiteri di Vicenza, cimitero maggiore, cimiteri di Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, 7K e a Cattolico fino al 3 aprile. La decisione dopo che si è giunti alla conclusione che nelle aree cimiteriali non risulta possibile mantenere le distanze interpersonali obbligatorie ed evitare gli assembramenti. Potranno accedervi solo le ditte che gestiscono il cimitero per i lavori, l'apertura e chiusura delle celle mortuarie, garantito il servizio di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme ed è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 persone all'estremo saluto di un defunto. È garantita la disponibilità delle camere mortuarie per la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali, accessi consentiti nei parchi pubblici recintati anche ad aziende ma solo per lavori inderogabili. È ancora troppa la gente che con una scusa o l'altra, dalla spesa alla corsetta alla passeggiata con il cane, circola per la città. Le maglie della quarantena rischiano di sfilacciarsi, serve una stretta, mentre continuano i controlli e il sindaco rinnova il suo appello. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri. Rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie.